Abbiamo scoperto che una donna intestataria di un alloggio di edilizia popolare nel comune di Treviso ha omesso di indicare nella domanda per ottenere l'appartamento il possesso di un'autovettura di pregio. Si tratta di una BMW M3 coupé, e quindi abbiamo denunciato la donna per il reato di falso ideologico. A finire nel mirino delle fiamme gialle la compagna di Ronny Levakovic, il 26enne che nel marzo 2022 lungo il terraglio a Preganziol tamponò la vettura con a bordo Mara Visentina e Miriam Cappelletto, che persero la vita nello schianto. Per quella vicenda l'uomo ha recentemente patteggiato una pena a 3 anni e 4 mesi di reclusione. La BMW M3 Coupé al centro delle verifiche dei finanzieri è proprio la macchina guidata da Levakovic la mattina della tragedia. Era stata acquistata nel gennaio 2022 all'Isola d'Elba. L'autovettura era stata acquistata con un bonifico di 15.000 euro partito proprio dal conto corrente intestato alla beneficiaria dell'alloggio di edilizia popolare. Questo dato finanziario era incompatibile con il reddito di cittadinanza di cui beneficiava la stessa donna, e quindi la persona è stata denunciata anche per il reato di indebita percezione del reddito di cittadinanza. Alla luce delle due denunce, il Tribunale di Treviso ha condannato la donna a 9 mesi di reclusione, pena sospesa e commutata in una multa di 20.250 euro. Parallelamente l'INPS di Treviso ha revocato l'erogazione del reddito di cittadinanza chiedendo la restituzione delle somme indebitamente percepite, mentre il Comune di Treviso ha avviato il procedimento per riottenere l'abitazione. Le indagini delle fiamme gialle sono partite dopo le segnalazioni arrivate da Polizia Locale e ATER ad indicare l'importanza della collaborazione tra istituzioni, ma anche dei cittadini chiamati a segnalare eventuali situazioni sospette. In questa specifica indagine si è vista molto bene la collaborazione tra enti pubblici che dunque ha portato a scoprire questo caso.